La raccolta firme va molto bene, si concluderà nel mese di gennaio, supereremo sicuramente le 50.000 firme necessarie alla consegna al Senato e alla Camera dei Deputati, perché è una legge di iniziativa popolare, è proprio una legge con le autentiche, con le certificazioni. E accompagna l'altra iniziativa di legge di iniziativa popolare per il salario minimo, che è un argomento attualissimo, perché l'Italia è uno dei pochi paesi dove vi è un enorme divario nei salari e vi è molto lavoro nero e soprattutto vi è molto sfruttamento salariale in tutti i settori. Lì abbiamo già raggiunto il traguardo delle 70.000 firme e sono state consegnate al Senato il 28 di novembre. Naturalmente la proposta di salario minimo orario a 10 euro obbligatorio per legge. Questa campagna perché è importante? Perché obbliga sia il pubblico sia il privato a non solo individua le responsabilità e prova a colpirle, ma obbliga anche le imprese e il pubblico, cioè le istituzioni pubbliche, a stabilire norme di sicurezza che impediscono vere e proprie stragi. Faccio un esempio dal punto di vista del pubblico. Quello che è avvenuto la settimana passata sulla tratta ferroviaria locale della Calabria, dove vi sono stati 2 morti sul lavoro. Lì quali sono le responsabilità? Responsabilità di Rete Ferroviaria dello Stato italiano, che non mette le risorse per rendere sicuri i passaggi a livello, così come hanno richiesto i sindacati, che infatti hanno organizzato lo sciopero nazionale. Questo è uno degli esempi per cui diciamo bisogna mettere le risorse e bisogna intervenire, per cui poi c'è una responsabilità politica ma anche materiale, perché la gente muore. Dove sta il fatto grave? Che nella legge finanziaria che sarà approvata entro la fine di dicembre, la maggioranza di governo, cioè il centrodestra, hanno ridotto gli stanziamenti per le misure di sicurezza come questa che io ho citato, quindi vi è tutta una serie di casistiche importanti, per cui diciamo almeno intanto il pubblico, cioè lo Stato, dia l'esempio rendendo sicuro i luoghi dove si lavora, dove ogni cittadino, almeno quelli che sono le sue dipendenze. Il discorso vale anche per i privati, e la vicenda che ricordiamo oggi della strage della ThyssenKrupp, dove morirono 7 operai 16 anni fa a Torino, è emblematica e simbolica per essere richiamata alla coscienza e alla sensibilità di tutta la popolazione. Rifondazione Comunista e Unione Popolare sostengono questa iniziativa importante della USB, di questo sindacato, che con grande coerenza sta portando avanti questa battaglia.